Bagheria per riscattare il passo falso, Camerat a cercare ancora punti e segnare la zona playoff. Amici di Sportisili, buon pomeriggio dal comunale di Bagheria per Bagheria Camerat, 18ª giornata del campionato promozione girone A. Si gioca al comunale, il Bagheria che deve riscattare il passo falso di Moneo, dove è uscita sconfitta per 1-0 ad opera della Parmbal, e questa sconfitta l'ha fatta scendere al terzo posto, adesso a 31 punti, con la Gemini che da sotto morde le caviglie alla formazione bagresi, che comunque si tiene a 3 distanze dal secondo posto. Di fronte c'è il Camerat, che è una squadra in forma, una squadra che ha vinto l'ultima partita contro il Partinico Dace, e zitto zitto è ottavo e punta alla zona playoff, ma di fronte c'è un ostacolo enorme come il Bagheria, che è una delle migliori squadre di questo campionato, e soprattutto che in casa è una squadra forte e ancora imbattuta. Formazioni, c'è una grande assenza, sicuramente forse è più importante per il Bagheria, perché manca Giorgio Sassi, manca il bomber del Bagheria, manca il capocannoniere del campionato con 16 gol, ma c'è il rientro di Mona, quindi c'è un senso importante, ma ci sono anche dei recuperi importanti, anche perché rientra Morane e poi ritrova tutte le sue frecce mister Pagano, tutti i suoi fedelissimi. Camerat invece al completo, che avrà preparato molto bella partita, perché è una partita che vale tanto anche per la formazione in maglia bianca con calzettoni con bande blu, magari invece in maglia di casa nerazzurra con calzoncini e calzettoni gialli. Consueto 4-2-3-1 per mister Pagano, con Miceli tra i pali, scelto ancora lui, poi Costa e Procida la coppia difensiva, a destra Cina, a sinistra Gastone, in mezzo il rientro di Florio con Eli che va in panchina, e Badami, e poi Caracappa, Ferrara e Fiorentino alle spalle del ritrovato Gabriele Morana. Andiamo avanti, c'è un grandissimo attaccante anche per la Camerat, che è Ibrahim Bamba, con tutte le sue qualità. Siamo pronti per cominciare, si aspetta solo che gli assistenti arrivino al loro posto. Hanno controllato consueto check delle reti, sia per la porta di Miceli sia per la porta di Schifano, che difende quella del Camerat, e siamo pronti per partire per questo pomeriggio di Sportisi di promozione della 18ª giornata, che comincia adesso. Col primo pallone della Camerat, con il lancio lungo a cercare la corsa, il numero 2 subito protezione di Gastone con questa palla che non esce, allora Gastone preferisce tenerla. Caracappa però a spedirla in avanti per la profondità di Morana, che abbiamo anticipato. Caracappa prova ad allungare ancora per Gabriele Morana, anticipato, poi ha messo fuori Marcica, che alza questo campaniere, si arrampica Procida su Ibrahim Bamba, saprà che sa che è un avversario tosto sicuramente, prova a marcare il territorio sin da subito il capitano Procida. È giusto questo pallone, Salvatore Miceli, pallone in profondità a cercare Pane Pinto Cosimo, il capitano di questa Camerat, il giocatore anche con più esperienza, classe 83. Con le mani Salvatore Miceli, la sponda di Bamba ancora per Pane Pinto, che vuole il cross passo, non c'è nessuno a raccogliere, solo Procida che mette fuori, ha raccolto Miceli, dribbling tentato per arrivare il raddoppio di Badami, ma c'è il fallo in precedenza e punizione per la Camerat, che con pazienza sta provando a guadagnare metri. Prima punizione della partita, primo fallo, e subito un richiamo dell'arbitro verso mister Pagano, che ha protestato, non era d'accordo con questo fallo, ma siamo davvero a un minuto all'inizio. Occhio a Puccio e Bamba soprattutto, che sono i due giocatori più alti, a più centimetri di questa Camerat. Punizione sul secondo palo, Morana difende molto bene, svetta poi la conclusione al volo tentata da Alessandro Rinaldo, che sbatte sul muro, poi allontana Francesco Schifano, e palla che termina direttamente in alto per il Bagheria, che respira. Bagheria che ha avuto un match point importante alla 16ª, trovando la vittoria su questo campo al 92esimo
contro la Giardinellese grazie al gol di Virzi, poi il passo falso però contro la Parmval in uno scontro quasi diretto, e quindi magari sicuramente a di riscatto. C'è una squadra complicata da affrontare in questo campionato. C'è ancora buona parte del genere di ritorno. Il Bagheria ottenendo ottimi risultati. Le due sconfitte che sta parlando sono stata quella a Mondello scorsa settimana e contro il San Giorgio per in classifica. Colpo di tacco telefonato però di Panepinto, ha fermato tutto Cina, ha un po' di campo per andare, la frenata e poi cambi lato, letto bene anche qui da Marcica che gioca il pallone lì, pallone tra le linee a cercare la profondità di Bamba che è partito in posizione irregolare, ha cercato di tenersi in gioco il numero 9 che è velocissimo e che qui però è partito con un attimo d'anticipo, è fuori gioco. Procida per Cristian Costa oggi con la 6, cerchi il lancio lungo a cercare il movimento di Ferrara che era Fiorentino perdono, che era partito, Ferrara a sinistra, Caracappa come trequartista e Fiorentina a destra, anche se parte Ferrara che è un ragazzo che gioca in fascia puramente. Caracappa e Fiorentino sono due giocatori che possono giocare sia come esterni di attacco sia come trequartisti. Caracappa lo è un po' di più, ma anche Fiorentino ha ottime qualità di passaggio, di imbucata. È una squadra che ha perso il milione a gennaio. Qui Caracappa lotta a centrocampo, ma alla meglio il centrocampista del Camerat che va ad aprire dalle parti di Rinaldo, che va all'1 contro 1 con Badamilo, punto il numero 10. Poi con l'esterno cerca il pallone dentro le Bamba, la palla torna ancora a Rinaldo che raddoppiato, resiste, calcia, murato da Gastone, poi è liberato Badami. Morana contenuto qui da Angelo Puccio, non c'è fallo, poi Caracappa con la gamba, Fiorentino con l'esterno, grande palla al volo per Ferrara che l'ha controllato un po' a seguire, grande intervento in lettura di Mustafa Sané che rivorrebbe il tocco di Ferrara. L'arbitro dice rimessa a Bagheria tra le proteste la squadra di Cammarata, però grande palla di Fiorentino che ha preso il tempo a tutti. Forse Ferrara anche scelto erroneamente di stopparla subito questa palla che comunque arrivava potente, di controllare immediatamente. Bagheria che rimane lì con un'altra rimessa, la batte Gastone, cercare sempre Ferrara che si appoggia, potrebbe scaricare ma resiste ancora Ferrara contro 2, poi viene raddoppiato a Marcica che rischia un dribbling nello stretto, effetto poi in alto su Caracappa e subisce fallo, punizione per la squadra bianco-blu. Palla a cercare Panepinto che anticipa Cina, poi Fiorentino, non c'è fallo qui e la si gioca con il pallone a cercare Ibrahim Bamba che resiste, Fiorentino la porta via, non è fallo quello di prima, non è fallo neanche questo, poi lancio in priorità per Morana con la difesa della coppia difensiva Puccio e Mustafa Sané che si sieta qui ottimamente. Sané va al lancio lungo dove sta correndo Rinaldo, belli controlli, Rinaldo a seguire, Gastone da terra con la testa, poi è scivolato Rinaldo con Gastone che non ha potuto far fallo, non poteva far fallo ma anzi rimane a terra il numero 3 del Bagheria. Bello il lancio di Sané, bellissimo il controllo di Rinaldo anche se Gastone ha saputo stare dietro alla grandissima. Adesso si rialza il laterale sinistro del Bagheria. Rinaldo chiaramente restituisce il pallone al Bagheria con Miceli. Costa in postazione, sceglie Florio che oggi fa coppia con Badami, un giocatore fondamentale per le trame di gioco di Mister Pagano, sicuramente anche
si adatta molto bene anche con le caratteristiche di Badami. Bene questa impostare, ma anche molto bravo come incontrista. Procida, Camarat che aspetta, ben schierato, e Procida non rischia e va da Costa. Movimento a entrare di Fiorentino, movimento in profondità sempre di Morana. Ha controllato bene Puccio, poi con il braccio Florio che non è riuscito a andare di testa. La punizione in mezzo al campo per la Camarat. Va a battere Sané sempre con lancio lunghissimo, più che altro alto. Esce Miceli che riesce pure a tenersi entro il rettangolo dell'area di rigore. Bella uscita con personalità di Miceli. Costa, Procida guarda avanti, c'è il movimento di Caracappa. Procida sceglie invece il lancio per Ferrara che è troppo lungo per disimpegnare Marcica. Poi la porta via Ferrara fallosamente su Marcica. Altra punizione per la Camarat, quindi è riuscito a gestire la pressione Cristian Ferrara. Vedrei che è una furia perché fa bene entrambe le fasi, corre tantissimo, infatti c'è sicuramente un ottimo innesto nel mercato invernale per il Bagheria. Gastone con l'esterno e il destro, spero che è un destro lui che gioca a sinistra, appena invertito, anche perché con l'arrivo di Cina come sesta. Morana con questa palla vagante la spara in porta, mi viene murata da Angelo Puccio, poi pallone che termina per il Bagheria. Senza esitare Morana la conclusione. Marcica mette fuori. Costa al volo per spedire il pallone in avanti per il colpo di testa di Angelo Puccio. Poi Morana senza fallo, per grande apertura adesso c'è Caracappa che si è aperto, prova a calciare Caracappa e più un tiro cross che viene murato da Mustafa Sané. Primo corner della partita per il Bagheria, grazie a una bella idea di Caracappa che ha cercato questo pallone, ha tagliato dentro a metà tra un tiro e un cross. Comunque finisce in calcio d'angolo. Caracappa al centro, a voto tutti. Morana anticipato anche su modo, poi al volo aveva calciato Florio, ma c'è fallo in attacco commesso da Fiorentino che è andato a voto anche lui. Ha preso la traversa Florio, ma gioco fermo. Marcica evita Ferrara e poi va al cambilato sul fronte di Panepinto. Cina all'indietro alleggerisce per Miceli che si sta prendendo il posto ormai piano piano, anche se c'è un'ottima alternativa in panchina che Ferrara, perché diventa esperienza, ma Miceli però sta convincendo. Cina col mancino va al lancio lungo, Moranda e voto incontro, allora attacca lo spazio Caracappa che è in svantaggio rispetto a Sané che però ha pulito male questo pallone, ed ora Fiorentino allarga per Samuele Caracappa che va l'1 contro 1, poi va il cross per Morana, troppo lungo, c'è Ferrara che controlla bene, la può rimettere in mezzo, Ferrara va l'1 contro 1, la sposta, contatto e l'arbitro fa segno che non c'è nulla, rumoreggia la panchina bagherese. Ferrara voleva questo, ha spostato la palla, ha aspettato il momento di Marcica, l'arbitro era molto vicino e fa giocare. Aspetto Ferrara. Gastone. Palla in aria, letta bene la Schifani, che prova a mettere in moto Salvatore Miceli sulla sinistra. Lungolini aspetta il pallone Panepinto, Miceli prende ancora campo su lui Badami
Servizio per Pane Pinto, inglobato immediatamente da Cinà, che fa un gran lavoro, poi contro due, gran lavoro di Cinà, che nonostante il raddoppio non ha perso il pallone, neanche la uscita, e guadagna calcio di punizione. Molto bravo Cinà. Procida per Gastone. Prova la partenza. Vicino a Badami, premiato il momento, forse il primo premio toccato a Badami in questa partita, perché si è visto pochissimo. Fiorentino, qui scivolata sul pallone, poi la affida a Morana, che ha il piede per andare da Caracappa, che si è allargato, pallone che spiove, ci chiede Caracappa, è uscito Schifano. La chiusura così di Puccio, è arrivato subito a rimediare l'estremo difensore della Camarat. 13 e 17 del cronometro, 0-0 fra Bagheria e Camarat. Quindi in campo la Camarat è partita un po' meglio, perché se non ha trovato nessuna occasione, nemmeno in Bagheria, ma sostiene di più il pallino, c'è grande equilibrio in campo, però ci dà. Per Badami, gran cambio di fronte a cercare Ferrara, che stavolta deve controllarlo e non ci riesce, poi che termina in laterale. Battere Marcica. Florio di prima, Morana spalla a spalla con Sané. Capito, dice che fallo, punizione. E poi irruento Morana. Gastone di testa. Arriva Marcica, batta rimessa. Ancora Schifano, poi Marcica col cross teso per Bamba, sicuramente sferato. Poi Fiorentino prova a far uscire con la corsa il Bagheria. Caracappa la tiene ancora, poi deve scaricare, alla fine viene chiuso in fallo laterale. Chiusura di Angelo Puccio. Gastone dribbla Rinaldo, poi palla in profondità dove si è buttato Florio. Procida di testa, sbilanciato da Bamba, riesce comunque a colpirlo. Badami rilassa questo pallone e poi cambia lato per Ferrara, che partì in posizione regolare, chiama l'offside quelli della Camarat e lo ottengono per la chiamata dell'altro assistente. Mustafa Sané contro Ferrara, la sgambetta dietro. Inizia. Marcica. Rinaldo. Lungolina per il movimento di Daniele Meta, che scarica male. La palla ancora buona per Marcica. Cerca Rinaldo tra le linee, pallone scomodo, poi Badame addirittura con un dribbling esce bene. Si fa vedere Morana, che si è mosso molto bene, a destra arriva Fiorentino. Morana aspetta perché altre volte c'è Ferrara, preferisce invece andare per Cinà che sta salendo. Fiorentino serve il movimento sulla sovrapposizione di Cinà, la chiusura e altro calciango per il Bagheria. Chiusura di Angelo Puccio. Polizia per i padroni, calciangolo, perdono, per i padroni di casa, va a batterlo Caracappa, occhio perché c'è qualche contatto in aria. Bisogna essere sincera prima che si calmino le acque. Pallone a mezza altezza, lo ha messo fuori
Male però Bamba, allora altro calcio d'angolo. Di nuovo? Caracappa ancora. Stesso modo di prima. Salta Bamba meglio. E andiamo in calcio d'angolo. Salta. Fallo laterale. Teria botta vicina. Ce l'abbiamo fatta? Con le mani vicina. Vuole praticamente crossare con le mani, si prende un po' di secondi. Poi Morana però spizza la palla, è buona per Caracappa, altra chiusura di Miceli e altro calcio d'angolo per i Bagheria, che rimane lì. Col terzo corner consecutivo in mezzo c'è stata la rimessa. Terzo corner consecutivo e quarto per i Bagheria. Ok, saltatori di pallone sul secondo palo. In difficoltà Schifano, tocca ancora. E corner dall'altra parte, protesta, la difesa della Camarat. Diceva di aver toccato Schifano. Sabato Schifano è Ma da noi dobbiamo... diventato Francesco Schifano, è il portiere. Pallone in mezzo, Francesco Schifano. Smanaccia ma ce la fa in attacco. Si riprenderà con la punizione per la Camarat. Schifano a cercare Bamba che non controlla questo pallone, poi Caracappa che con sombrero, scordinatissimo in questo intervento Schifano, il numero 6 la Camarat commette fallo. Fiorentino però un po' frettolosa questa palla, nello spazio per Caracappa, poi Schifano in anticipo, arriva Caracappa che la mette giù, prova a calciare a giro, calcia malissimo. È stato bello il controllo, è aggiustata pure molto bene, poi conclusione sbilenca e termina larghissima. Colpita male, Samuele Caracappa poi si è liberato molto bene per il tiro. Chiude Cina, anzi chiude Badami, la rimessa per i Bagheria. Costa, Procida, ancora Costa, va al lancio perché sta partendo Fiorentino, c'è Miceli che chiude. Florio aggredisce la seconda palla, alza il campanile per Morana, poi Caracappa raccoglie questo pallone, lo lavora bene, scarica su Badami che controlla, siamo anche in zona tiro, per scambiare con Florio, si inserisce Caracappa che prova la conclusione alta. Bella trama veloce del Bagheria, ecco Caracappa è arrivato al tiro, ancora una volta stavolta meglio di prima, ma l'esito è lo stesso, non becca la porta il numero 10. Lancio, cercare pare Pinto che finisce direttamente in out. Adesso è il Bagheria che sta facendo la partita, 22 sul cronometro, sempre 0-0. Procida, lancio lungo, è partito Ferrara, forse ancora in anticipo, senza forze, altro fuori gioco, si vedeva anche da qui, la partita con netto anticipo Cristian Ferrara. Adesso siamo al punto di battuta corretto. Sbaglia completamente questa palla Sané, la butta in palla laterale.
Procida. Costa. Apre sul fiorentino, che riesce a servire lungo linea Caracappa. C'è in vantaggio Salvatore Schifino che chiude. Come sempre in Bagheria, Caracappa aspetta, Cina. Caracappa sposta il pallone, vuole liberarsi per il cross, lo effettua. Murato, ora che sbatte sul Miceli e c'è un'altra rimessa laterale. Cina stavolta corto con le mani, si abbassa Morana, non riesce a scaricare bene, poi Cina non calcia la palla e la rimessa per la Camarat. Pane Pinto, finta di corpo su Cina, poi si appoggia ancora su Daniele Meta, inglobato benissimo da Florio. Fiorentino, palla per lo scatto di Ferrara che è veloce, ma la palla è troppo lunga di Fiorentino, che ha avuto ancora un'ottima idea. Ferrara che parte sempre, però che è una palla migliore. Ancora reti bianche dopo 24 minuti, siamo poco oltre la metà del primo tempo. Occhio allo scatto di Ibrahim Bamba che anticipa Costa e parte in posizione regolare il numero 9. Resiste contro il raddoppiato, vuole il fallo, poi Cina ancora da terra, alla fine molto bravo in questa il fallo. Cina è bravo anche Costa a non commetterlo. Domenica scorsa ha giocato, però in settimana. Florio con l'esterno apre tutto su Gastone. Prova a riservire Florio che si è mosso alle spalle di Meta che ha letto bene. Sta partendo a destra Rinaldo. Meta prova a strappare su Florio che poi recupera il pallone. Lo offre a Caracappa che va all'1 contro 1 dentro per Morana che ci chiede, c'è Sané in vantaggio. Morana lotta ma Sané fa valere la presenza fisica. Anche la grande falcata. Numero 5 della Camarat. Per cui sbaglia in uscita. Difende bene ma non c'è stata un'uscita pulita. Florio dentro per Fiorentino che ha tagliato benissimo contro di Fiorentino. Intervento di Schifano, è riuscito molto bene, ma ancora una volta posizione di offside per Domenico Fiorentino. C'è richiamo per Morana. Posso qualcosa da dire. Fallo di Bamba in attacco su Costa. Procida, cerca ancora Ferrara, poi Gastone controlla male Palavecchi. Rimessa per la Camarat. Rinaldo lotta su Gastone che lo ferma senza fallo, la riparti Bagheria con Caracappa che può strappare, allarga su Ferrara, ancora fuori gioco e poi manda a quel paese che si prende il cartellino giallo. Ha esagerato le proteste qui Cristian Ferrara. Per Schifano è arrivato il primo gioco della partita, quindi per Ferrara numero 11 del Bagheria, il primo ammonito della partita. Procida a parlare col capitano, l'arbitro a parlare col capitano Procida che sta a Ferrara di stare calmo. Pane Pinto contro Cina, stavolta Cina fa fallo ma
perché qui lo fa saggiamente, punizione per la Camerata. Schifano per Panepinto, palla un po' lunga, la aggancia molto bene il numero 7, l'appoggia su Meta che alza testa, cerca il movimento, eccolo qui Meta, trovato anzi dal numero 4 e poi la conclusione viene deviata, primo spunto della Camerata e calcio d'angolo anche per la formazione bianco-blu. Servizio che era stato di Angelo Puccio, 3 linee. Il primo corner per la Camerata. Lo batte Pirano in aria a cercare il movimento, a tagliare da parte di Mustafa Sané che proteggeva sul primo palo, pallone e termina fuori. Procida. Miceli. Va rinvio lungo, Fiorentino bello il controllo. Morana. Volta lui in appoggio, prova ad andare ancora in profondità da Fiorentino. Per Badami mette fallo. Sventagliata su Marcica, bello lo stop del numero 2 che aveva un palo in mano ma sembrava regolare lo stop che è rimessa per la Camera. Battere Marcica. Meta. Per il controllo Gastone senza fallo, poi Marcica prova a sfondare. Vabbè, qui la 3 Bagheria a recuperare. Ferrara lancia un a cercare Caracappa. Sané non si fa scavalcare, poi ancora Caracappa. Anticipa Piranio, poi Meta scivolando, però se via Rinaldo, quella che è troppo lunga. Florio. Costa. Buono questo per Fiorentino che prova a prolungarlo di testa per Morana che invece veniva incontro. E poi schifando. Ancora a mettere in moto Miceli. Che passi in mezzo a due, bello spunto, il numero 3. Quasi da interno di centrocampo. Poi va ad aprire alle parti di Angelo Puccio che apre su Panepinto. Ancora Puccio. Ritrova Panepinto. Ricacciato all'indietro da Badami, insiste la Camerata lì però con lo spunto di Piranio che va al traversone sul secondo palo, Procida vola sulla testa di Miceli che nel frattempo a situazione è andato in rigore. Marcica sta partendo Meta, Marcica vuole il destro largo, un po' pretenzioso. 32-0-0. Costa cerca Morana, un po' nascosto l'intervento di Schifani. Poi Panepinto si impegna per tenere in campo sole ma non riesce, lo ha rimessa per i Bagheria. Morana resiste alla carica, non c'è fallo sul numero 9. Allora, la Camerata gioca Miceli contro 2, poi esagera, la porta via Caracappa anche qui senza fallo, poi allarga per Morana che nel frattempo si è rialzato, però lo spunto sulla destra e stavolta il fallo c'è e punizione quello di Puccio che è andato a coprire Miceli che era salito nell'azione di poc'anzi. Sale Costa a saltare e chiaramente sale anche Procida. Rimangono a guardia Gastone e Cina i due laterali.
pallone di Fiorentino. Col mancino forte sul secondo palo, intervento poi Florio! Salvo Florio in mischia, ma c'è una mano alzata, posizione di fuori gioco. Un fallo in attacco. L'arbitro ha fermato tutto e si è alzata la bandierina, quindi posizione di offside per il Bagheria. Non ho capito se è in attacco, fuori gioco, comunque l'ho annullato. Io penso proprio fuori gioco perché la bandierina si è rialzata. Gastone a voto, ma Rinaldo resiste, la porta avanti, il ripiegamento di Florio, non c'è fallo, Rinaldo protesta e il Bagheria può ripartire. Sta partendo Ferrara come un treno a sinistra, visto e servito il numero 11, va a riempire l'area Morana e chiaramente anche Fiorentino. Ferrara si mette in luce, punta Marcica, prende l'esterno Ferrara che rientra, altro contatto, calcio di rigore. Stavolta sì, stavolta è penalty per il Bagheria. Sullo spunto di Ferrara stavolta c'è cascato Marcica nell'1 contro 1 e il Bagheria conquista un calcio di rigore al minuto 34. Proteste la squadra camaratese e ha preso già il pallone Morana. Ferrari rimane a terra e chiama i soccorsi. Ancora proteste, ma è già sul punto di battuta Gabriele Morana, l'uomo che oggi sostituisce Giorgio Stassi e che ha l'opportunità di ritrovare i gol in campionato dopo un infortunio che l'ha tenuto fermo per un paio di mesi. (35esimo minuto), Morana contro Schifano dai 11 metri. Morana! Perfetto! Da dischetto è tornato Gabriele Morana e il Bagheria va in vantaggio col suo numero 9 che oggi ha delle redini importanti, quelle di sostituire Stassi. Ha preso con grande personalità, con grande sicurezza il pallone, lo ha messo il dischetto e trasforma il rigore e porta in vantaggio di Bagheria e va ad abbracciare proprio Giorgio Stassi che gli ha passato il testimone questo pomeriggio. Non è al meglio e Morana ora non lo fa pentire. Mister Pagano la scelta, abbraccio anche con la panchina. 1-0, è tornato Morana e la partita si stappa a 10 alla fine del primo tempo. Badami. Ferrara, Bagheria che stava salendo piano piano sempre di più a livello di ritmo, a livello di palle gol anche. Prestazioni in crescita come sempre, una squadra che va sempre a crescere, magari ha delle partenze un po' in sordina. Però infatti partendo da Camarat e poi piano piano il Bagheria imposta il suo gioco fino a creare sempre più palle gol. C'è il gol annullato a Florio poc'anzi. E praticamente neanche 2 minuti dopo il penalty procurato da Ferrara è trasformato da Morana per 1-0. Costa, palla deviata che diventa buona per Caracappa, forse c'è un fallo, c'è Fiorentino che prova a sgasare, va via Fiorentino alla grande, contenuto poi da Puccio e il secondo fallo. Arriva chiaramente il cartellino giallo per il numero 4 della Camarat, secondo momento di gara dopo Ferrara per proteste. Qui fallo netto su Fiorentino che ha fatto una grande giocata sulla destra. Andrea, le mani sporche, non toccare l'asciutto, ma buttala allora. Andrea. 20 importante per Morana che aveva avuto un infortunio alla clavicola, è stato fuori 2 mesi circa, Mi mangi in metà. lontano dal campo. Oggi è la prima titolare
Ritrova anche il gol. Pallone in mezzo, forse c'è un contatino. Palla vagante! E arriva il gol di Procida per il 2-0. Palla vagante e in mischia. Arriva il raddoppio. Ha messa Procida per il raddoppio. Bagheria raddoppio all'improvviso. Senza esitare, la palla è capitata lì. L'attaccante vero Procida ha visto che la palla sarebbe terminata lì e senza mezze pretese, sinistro coordinato e si infila in porta. Non ho capito se Badami o Procida, forse Procida. Comunque 2-0 per il Bagheria. 2 settimane fa contro la Giardinese indovinare il marcatore, che era Virzin mischia, non faceva questa postazione, soprattutto quando il gol arriva nell'altra porta, nella parte opposta. Forse però c'è perché è arrivata la conclusione mancina. Però forse anche Badami, molto difficile. Comunque 2-0 Bagheria che raddoppia 3 minuti dopo praticamente il vantaggio di Morana, quindi 1-2 terribile, la squadra nerazzurra. Fiorentino, rimpallo, la vuole tenere Schifano per evitare il calcio d'angolo, ma non riesce. Il numero 1 è la Camarat che adesso inizia in difficoltà, non riesce a uscire e c'è un altro corner solta dall'8 di sinistra. Caracappa sul secondo palo, c'è un contatto, si è lasciata andare però Costa che la allarga le braccia, quindi lascia giocare. Marcic, bravo Fiorentino qui che ha stretto nella pressione, rubato anche Pronotti il pallone, poi Marcic in disimpegno, Gastone in anticipo, poi litiga un po' col pallone e la rimessa per la Camarat. (41) 2-0 Bagheria, il risultato è cambiato, non è cambiato all'1-0 ma adesso è anche 2-0 per una Camarat che nel momento in cui forse è calata sta buffata al Bagheria. Meta trova Rinaldo che prende il centro del campo, gli sta addosso Badami, arriva il raddoppio anche di Caracappa che recupera il pallone, ancora Caracappa, poi Rinaldo lo trova nei 10, alla fine c'è Ferrara che prova a strappare ancora, allarga da Fiorentino che può andare all'1 contro, ha preso un colpo Ferrara, Fiorentino va attraverso il secondo palo per Morana, troppo però su Schifano. C'è Ferrara a terra che non avrebbe di fermare il gioco, infatti butta il pallone fuori Angelo Pucci. Adesso lo staff medico in campo per Ferrara con gli occhi spray ed è già in piedi all'esterno del Bagheria che sta giocando un ottimo primo tempo, si è procurato anche il rigore.
Era un po' un'arma che è stata utilizzata per tutto il primo tempo, perché ha avuto tanti spunti importanti e poi alla fine lo spunto, quello davvero importante, è arrivato grazie alla qualità. Si è procurato il rigore spostando il pallone all'ultimo con Marcica che prima non c'era cascato, c'era un presunto rigore e poi realmente c'è cascato. L'arbitro anche lì era vicino, ha comandato penalty per il Bagheria con Morana che sbocca la partita. È entrato al momento giusto Ferrara e va subito a recuperare il pallone. Fiorentino, ecco quello che dicevo inizio partita, è che entrambi possono giocare come trequartisti. Fiorentino è Caracappa, infatti adesso Caracappa è sfiato a destra, ma già da un po' in realtà è Fiorentino in mezzo al campo alle spalle di Morana. 43 36 sul cronometro. Caracappa controlla, arriva Cinà, Caracappa va al cross per Morana che prova a metterci la testa, non è arrivato per pochissimo, poi ha agguantato Schifano. Marcica gioca su Piranio, è il mediano della Camerat, va a cambiare fronte numero 8, sta partendo Meta alle spalle di Gastone di testa, non riesce però a liberare anche la seconda volta, poi Meta per mettersi avanti, Gastone è scivolato senza fallo, Marcica per prendere il fondo, forse un tocco in più, a un Gastone non molla, poi da terra Ferrara ancora, Marcica non molla, Gastone, Marcica rimane in piedi, poi va il cross, Gastone, questione di fiato, va a chiudere il cross e non fa passare Marcica, calcio d'angolo. Uno di recupero, quindi si giocherà fino al 46esimo. Piranio alla bandierina, pallone in mezzo, occhio al movimento di Panepinto, non riesce a liberare Cinà. Panepinto è di spalle, però il provo a girarsi contro 3, contro 4 avversari, forse tocco di mano, Panepinto protesta, anche se era molto vicino Alfonso Cinà. Qui Schifano rischia, ha capito tutto Florio, può partire Florio, 1 contro 1, largo c'è Caracappa, Florio lo aspetta, lo vede, Caracappa in area, destro deviato, in calcio d'angolo, a un passo al 3-0 il Bagheria su una palla regalata da Schifano. ...30 secondi alla fine del recupero concesso all'arbitro. Pallone in mezzo, ha messo fuori Miceli, poi completi il lavoro Daniele Meta. Con calma Gastone, non è pressato, addirittura palleggia e alza una grande palla per Ferrara, altro gran controllo, la posizione stavolta è regolare, si accentra Ferrara che poi sterza, mette il pallone in mezzo, ancora una furia Ferrara, Sané a chiudere, poi Pirani anticipa Costa, non è finita ancora Ferrara, la rimette in mezzo, allontana Schifano, Costa non perde il pallone, però addirittura a mettersi in proprio in velocità, poi ha recuperato la Camat che forse all'ultima occasione della partita. Florio stoppa tutto, Rinaldo allunga di qualche secondo l'arbitro. Marcica sta partendo a destra, Meta, servito bene il 4, Gastone, intervento sul pallone ma non secondo l'arbitro che dice che il numero 3 ha preso anche la gamba e la posizione. Diciamo che gioca con la Camerat. Anzi, là era quello. Meta va a dire è lo stesso fallo mio, si è sentito credo anche da qui. Allora, prolungato di qualche secondo l'arbitro e c'è la punizione per la Camerat che chiuderà molto probabilmente questo primo tempo. Occhio a Panepinto lì solissimo. Piranio batte in mezzo verso Marcica, lontana Gastone, poi Panepinto raccoglie Morana, mette fuori e infatti si chiude il primo tempo, si chiude 2-0 per il Bagheria, ha stappato la partita Morana al dischetto.
Si è provato di rigore Ferrara e Morano si è preso una grande responsabilità e non ha tradito. 1-0 e poi il raddoppio in mischia col gol. Non si è capito per il marcatore che qui molto difficile. Si pensa di Provincia. Comunque il Bagheria va a riposo con 2 gol di vantaggio. Torniamo tra poco per il secondo tempo. Spero che l'ha sentito. Hai visto? È passato la testa. Una vittoria fondamentale per il vostro campionato, per l'ambiente, per i vostri tifosi che anche oggi vi hanno seguito. Qual è la cosa che si porta dietro più di tutte da questa partita? Ma la cosa che mi porto dietro è che questi ragazzi mi sorprendono tutti i giorni e oggi ancora di più, perché credo che già sapevamo che era una partita difficile contro la prima in classifica e partire 2 minuti e trovarsi sotto di un gol non era facile, invece devo dire che loro con tanta caparbietà, tanta voglia hanno cominciato a giocare come sappiamo giocare, abbiamo pareggiato la partita credo meritatamente e alla fine siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti che sono fondamentali e credo che agli occhi di tutti abbiamo dimostrato di essere anche noi una grande squadra perché abbiamo meritato secondo me di vincere perché oltre ad aver fatto anche il secondo gol potevamo fare anche il terzo e chiudere la partita. Cosa mi lascia? Sicuramente mi lascia un po' la speranza di continuare e di sperare in questo campionato anche perché la Nissa in 19 partite ha perso solo una partita e ne ha pareggiata una, quindi anche 3 punti possono essere anche tanti, però mancano ancora 11 partite, nel calcio può succedere qualsiasi cosa, noi dobbiamo essere bravi a continuare come abbiamo fatto in precedenza con i 6 punti, a continuare anche adesso che siamo a 3 punti perché ci vogliamo credere fino in fondo. Ecco, lei ha fatto un accenno all'aspetto mentale, la sua squadra è andata sotto dopo 1 minuto e 13 circa di partita, forse ecco questa è la componente che può aiutare il Favara nel finale di stagione, è un aspetto mentale su cui lavorate, su cui avete dimostrato di essere in partita e soprattutto siete stati bravi appunto a rientrarci in partita nonostante all'inizio con questo stadio, shock, voi comunque avete ripreso la partita e l'avete portata a casa. Sì, ha detto bene, però devo dire che i ragazzi erano già abbastanza concentrati e non solo concentrati, avevamo quella serenità giusta di affrontare una partita difficile. E questo sicuramente ha fatto sì che dopo aver subito il gol con la stessa serenità abbiamo cominciato a giocare, a mettere palla a terra, a giocare, a tenere il possesso palla perché credo che oggi sotto l'aspetto della gestione della palla l'abbiamo fatto anche abbastanza bene e quella secondo me è anche la nostra forza anche se poi abbiamo dei giocatori che possono cambiare la partita e piano piano siamo riusciti a raddrizzare quella partita e poi abbiamo preso un coraggio credo immenso perché ci abbiamo sempre creduto, ci credevamo prima, ci abbiamo sempre creduto anche durante la partita e poi alla fine abbiamo portato a casa questa vittoria che per noi e per i nostri tifosi che ci hanno seguito e per la società è una cosa importante. Per concludere mister preferisce ringraziare i tifosi per essere venuti qui a Caltanissetta o invitarli al prossimo appuntamento a riempire il vostro stadio? Ma io li ringrazio sempre perché non solo vengono a Caltanissetta ma vengono in tutti i posti, ci seguono sempre, ci danno sempre una grossa mano, credo che sia una cosa anche normale arrivato a questo punto perché i primi loro ci credono in questo progetto che è partito il 1° d'agosto, è anche vero che siamo anche 3 punti dietro in classifica, io spero che di domenica di trovare il campo di Favara pieno perché abbiamo bisogno veramente anche di loro. Siamo con il match winner di questa partita, Lucarelli. Che emozione si prova a realizzare un gol così importante, a correre sotto il settore ospiti pieno di tuoi tifosi? Sì, come dici tu è stata un'emozione bellissima che capita una volta ogni tanto e quindi sono molto contento anche se ho fatto tutto il campo ma c'avevo i crampi quindi non potevo andare di più. Però sono molto contento per la squadra e per i tifosi che ci hanno seguito in tanti. 3 punti che vi avvicinano alla Nissa, -3 adesso in classifica, questo Favara ci crede? Sì, certo che ci crede, siamo venuti qui a vincere la partita perché se non vincevamo la partita il campionato era finito. Abbiamo giocato e penso che si è visto come il Favara gioca a calcio. I vostri tifosi anche oggi presenti in massa, 450 biglietti venduti, che messaggio gli date anche in vista del finale di stagione, 11 partite alla fine? No, sì, ma i tifosi sono stati sempre presenti, sia in casa che fuori casa. Ricominciare a vincere, a crescere, ricominciare soprattutto a credere in se stessi.
Buonasera da Castelbuono, dallo stadio Luigi Failla. Si ritorna qui dopo l'ultima gara disputata il 7 di gennaio contro il Furgatore. Parte Arenoso, il pallone in mezzo al gol. Pennisi, la super giovane Castelbuono avanti. Tancredi Pennisi, Lacitano. Ricordiamo che oggi potrebbero anche andare ad un punto dal Mazzara qualora l'Accademia Trapani riuscisse a sbancare il Dino Vaccara. Cercare scusate, poi Torres prova a passare, pallone per Altieri, nuovamente Torres, la parata da parte di Bene, ma c'era stata una grande costruzione da Torres e Altieri. Diatus va in profondità a cercare Diallo, posizione regolare di Diallo, Diallo si allunga il pallone, Diallo fuori di niente, calcio d'angolo. Fischia l'arbitro, parte Ciancimino, pareggia il Mazzara. 1-1 il gol da parte di Girolamo Ciancimino. 42esimo. Il calcio di punizione per la conclusione, parata bassa davanti il Faione. Seguendo una formazione più offensiva, Belecco prova a passare, il pallone per Grandis, Grandis potrebbe concludere, il pallone per Diallo, calcia Diallo, il pallone ribattuto e poi Franchelli non riesce. Per il destro da parte di Amisi è buona qui il pallone per Gomez, Gomez che può appuntare a Reynoso, Gomez mette il pallone in mezzo, arriva il 2-1 del Mazzara con la deviazione del colpo di testa da parte di Alassia, se non sbaglio. Parte il calcio d'angolo, 3-1 Mazzara. Amisi trova il gol del 3-1. Il pallone per Torres, 1 contro 1 di Torres che se la sposta sul destro, ma la conclusione, la parata da parte di Neve, di Bene, Arenoso. Alla alta, colpo di testa di Pardo. Si decidono dal niente, intanto Garofalo va a cercare profondità Franchelli che passa, Franchelli mette il pallone, Pardo! Riapre Pardo, 2-3, Giulio Pardo, il Leopardo delle Nevi, terzo gol contro il Mazzara, giallo intanto per Bene. Il metodo di valutazione, intanto Grandis prova ad avanzare, Grandis il pallone dentro, Torres, la parata da parte di Bene. Parte il calcio di punizione di Arenoso che metterà questo pallone nuovamente dentro, Arenoso, palla dentro e colpo di testa, Bene! Mostruoso su Garofalo. Altra parte ancora Arenoso, conclusione, palla alta, non c'è stata deviazione, finisce qui il Mazzara, vince la prima partita dell'Era Marino, vince per 3-2, le reti da parte di Ciancimino, Martel e Yamisi. Squadre in campo per il secondo tempo, come di consueto ormai non sono dagli spogliatoi per mantenere un po' la temperatura corporea. Camarat in panchina, mentre visto il Pagano si è riunita dietro praticamente lo spazio chiuso alla tribuna. Il 2-0 è stato di Badami, aveva accennato nell'occasione del gol del 2-0. Purtroppo la postazione molto distante dalla porta dove adesso difenderà Miceli, dove ha attaccato il Bagheria nel primo tempo. Ha già stilato Badami, ancora in questa postazione
temporaneamente attesa, chiaramente sempre che i lavori al comune di Bagheria terminino, perché sono entrambe le tribune in costruzione, quindi si ripartirà dal 2-0 per il Bagheria. Ha sbloccato la partita Morana dal dischetto, un po' liberatorio, lo voleva chiaramente dopo essere stato fermo per 2 mesi circa. Però subito responsabilità di calciere di rigore. C'è 2 cambi la Camerat. No, nessuna sostituzione, pardon. Vediamo se riprenderà con gli stessi 11. Tanto la terza arbitrale non è ancora in campo. Magari che vedo sempre a crescere, come d'altronde molto spesso partenza tranquilla, un po' una fase di studio, poi piano piano sempre alzi i ritmi, sempre a trovare le giocate giuste, fino a trovare palle gol importanti. Poco prima del rigore siglato Morana era stato un gol per fuorigioco a Salvo Florio, poi però magari è riuscito a sbloccarla e a raddoppiare 3 minuti dopo col gol di Badami. E si è levato anche la soddisfazione del gol del 2-0, mentre rientra adesso a 3 con il diretto di gara e i 2 assistenti. Sono 2 gli ammoniti di gara, Ferrara per proteste, pescato molte volte in fuorigioco, per l'ennesima volta non era d'accordo e poi alla fine l'arbitro l'ha ammonito. E poi giallo speso da Daniele Meta della Camerat per un fallo che ha dovuto fermare, è stato fermare la ripartenza del Bagheria. Sì, si riparte con gli stessi 11 per il Bagheria, ma 2 cambi per la Camerat. Ingresso di Polo Capitano e vedo che Micheli si sposta centrale con Polo Capitano che si schiera largo a sinistra, e un'altra sostituzione, è uscito proprio Meta che da ammonito non si sente di rischiarlo. E allora è entrato Canciemi, quindi Alessio Canciemi e Paolo Capitani, il 15 e il 16 rispettivamente, a giocare questo secondo tempo e a partire in questo secondo tempo per la Camerat. Faccio inizio, lo darà il Bagheria di questo secondo tempo, che avanti 2 gol. Adesso la Camerat ha bisogno di attaccare, Miceli centrale e poi si è alzato Marcica come interno di centrocampo con Canciemi come laterale destro. Qui si vince subito come non cambia lo schieramento tattico la formazione di Camerata. Comincia il secondo tempo. Gastone, sono pronti a raccontare altri 45 minuti, si spera di puro divertimento. È stato un primo tempo bello, divertente, e qui grande scambio fra Fiorentina e Morana, viene subito chiuso Morana. Poi Capitano trova Pane Pinto al volo, viene incontro Bamba che deve combattere contro Costa che gli piomba addosso, fallo del centrale del Bagheria. Pane Pinto deve aggiustare il controllo, ma si aiuta con un braccio. Ah no, fuori gioco il numero 7, quindi deve partire in fuori gioco. Pardon, è Puccio che era al monito e che ha lasciato il campo, è rimasto in campo Meta. Badami, palla di prima ma sbagliata per Caracappa, Badami poi la giusta con una gran giocata dentro per Morana che era partito in posizione regolare. Morana con il destro sulla seconda palla, Schifano la blocca. Ringrazia subito Badami per la palla che gli ha messo. Miceli.
Marcica. Rischia su Ferrara che la porta via, poi da Terrice a servire Morana, che va da Ferrara che è in posizione regolare, tiene in gioco il 5 come dice assistente, poi Florio, deviazione e calcio d'angolo a calcio di prima. Florio che si dispera, la deviazione decisiva, il Bagheria è partito forte in questo secondo tempo e guadagna un calcio d'angolo. Vieni di corsa, vieni di corsa. Battere Fiorentino. Fiorentino sul secondo palo, c'è Ferrara che la rimette in mezzo, la gara ancora buona. Schifano voleva che la palla fosse uscita, invece no. Allora si riporta dietro con Cina, era già in fuorigioco Florio ma comunque la palla imprecisa. Piraneo a 2 tocchi, giochi in avanti, c'è il disturbo di Morana, falloso, posizione Camarat. Numero qui da parte di Piranio che poi non riesce a passare. Cancemi con le mani. Fiorentino, lancio per Morana, è scappato dietro Mustafa Sané e poi palla alleggerita per schifare. Gestia meglio il pallone alla Camarat che deve schiodare la difesa finora quasi perfetta del Bagheria. Marcica, pallone sventato a destra per Rinaldo, l'aggredisce Gastone che lo porta via, è arrivata subito la copertura di Marcica. Rinaldo in difficoltà ancora Fiorentino, il Bagheria ha recuperato una quantità di palloni elevatissima. Come inizia per il Bagheria, qua deve stare pagando, dice Grinta, ma di Grinta ce n'è stato abbastanza in questa situazione soprattutto e in genere il primo tempo. Arriva anche Caracappinera, battuto rapidamente Gastone che cerca e trova Ferrara che va al cross basso sporcato, aiuto nel disimpegno Bamba, poi fallo di Ferrara. Deve stare attento, chiaramente non è da giallo, però è l'unico mito del Bagheria. C'è un movimento nel frattempo nella panchina del Bagheria, si muove Bonanno, si muove Maurizio Anelli. Bonanno che rientra dopo la squalifica che si era procurata contro la Giornalese, Bagheria 20 in 10 contro 11. Sentaccio a portare a casa 3 punti che sono stati fondamentali, ma è arrivata la sconfitta con la Parma in valle. La Maicina se la prende comoda e poi va lungo. Movimento di Morana, Piranio ha preso un colpo Morana. E poi c'è il Bagheria, Vanati in faccia al numero 9.
addirittura Camarat protesta. Il cavo vorrebbe il gioco di Bagheria e la Camarat non si capacita del fallo fiscale del favore. Molto nervoso di Ibrahim Bamba. Pronto a battere Badami o Fiorentino col sinistro a rientrare. Batte Badami tagliato, Schifano. Esce la blocca e poi va a rinvio lungo, forse troppo frettoloso. Senza forza perché non c'è nessuno, ma troppo frettoloso anche l'intervento di Cina. Deve rispedirla avanti Badami. Fiorentino addormenta questo pallone alla grande, poi palla a cercare Morana, diventa quasi buono anche per Ferrara. Florio legge bene, ma c'è in vantaggio Pirani che vince questo duello tra numeri 8 e fallo di Salvo Florio. Vorrebbe il giallo. Capitano. Fiorentino. Atterrato, capitano Pinzano. Florio. Ha visto Caracappa e l'ha servito subito. Si infila Caracappa, ha cercato Florio che litiga un po' col pallone, prova a passare ancora. Poi chiude Marcica. Poi Rinaldo arriva a sostegno Cancemi che passa in palo, poi Badami. Ferra in posizione regolare perché lo teneva in gioco Sané. Ferrara 1 contro 1. Sul secondo palo arriva Fiorentino. Ferrara prova ad andare con la trivela. E palla troppo facile per Schifano. Pane Pinto. Alza la testa, aspetta un movimento, non arriva nessun taglio, allora il pallone largo su Cancemi, evita Gastone, si appoggia su Piraneo che cambia fronte, pallone interessante a cercare la partenza di meta che non può arrivare. Lancio per Morana, atterrato a Sané, molto buono Morana, porterà a casa un calcio di punizione. Sempre Ferrara, anticipato da Cancemi. Altra rimessa per il Bagheria. Florio. Il fatto della Gemini, ma soprattutto anche del San Vitolo Capo. Secondo in classifica mondiale. San Giorgio non traballa, ma traballano la posizione dalla quarta alla seconda. Gastone. Dai e vai con Ferrara, Ferrara va al cross a cercare Morana, Miceli in vantaggio e spazio. Però ci dà in avanti questo pallone, Ferrara lo controlla molto bene e poi la chiusura di Cancemi. Rimessa a Camarat. Poi troppo lunga per Bamba e costava all'indietro a Marco Miceli. Badami fa uscire questo pallone, non si sa come, in realtà in mezzo a due, poi Fiorentino contro due, è passato Fiorentino, gran numero del numero 7 che va ad aprire su Caracappa, 1 contro 1 con Miceli, aspetta e trova Cina in area di rigore, il cross basso a rimorchio, non c'è nessuno, la palla è buona per Caracappa che la giusta, calcia con il destro e fa 3-0. Samuele Caracappa non ha mollato, è sulla seconda palla, aggiusta e stavolta la conclusione va dritta in porta, 3-0 Bagheria.
che sta piano piano archiviando la pratica Camarat. Segna il numero 10 e torna anche lui al gol. Lo sceccò tanto il primo tempo con qualche conclusione da fuori che si era sempre spenta al lato. Adesso però non può sbagliare su questa seconda palla. Braccia in panchina anche per lui. Segna Samuele Caracappa, 3-0. Camarat che è entrata ancora una volta in campo, non con l'approccio sbagliato. E il Bagheria ha sfruttato molto bene questa ripartenza. Pane pinto dentro, bravo Costa e poi allontana. Caracappa, bello il controllo del DS che evita Miceli, raddoppiato, fallo di Pane pinto su di lui. Costa procede che va dietro, Costa va avanti, ma è imprendibile per Caracappa. Miceli morde le caviglie Morana che prende il pallone, gran lavoro di Morana che vuole addirittura calciare, visto leggermente fuori dai pali Schifano. Ha avuto troppo qui Gabriele Morana che però ha fatto un gran lavoro di sacrificio andare a recuperare questo pallone alto. Stringe Ferrara che ruba un altro pallone, la Camarat non riesce a uscire, adesso è in seria difficoltà. Morana aspetta Caracappa, non va da lui, va da Fiorentino, poi Florio prova a farla passare, è passato Florio! Che si stava per inventare il gol del 4-0, palla fuori di niente. Che giocata ha fatto Salvo Florio. In mezzo a due con un tunnel e poi piazzato fuori per un pelo. Un passo dal 4-0 in Bagheria. Metta bene il pallone. Procida, Ferrara anticipa, alza questo pallone, Sané, Morano non molla, ci mette il piede, c'è Schifano. Sané rischia ancora e qui Morano però la palla recupera ancora, sì, ma con un fallo. Quanta voglia di fare per Morana che ha già fatto non solo gol ma anche tanto per questa squadra. Arriva il primo cambio per il Bagheria, fuori Cristian Ferrara che ha speso tanto a livello di energia nel primo tempo, ha speso anche un giallo ed è per questo che mister Pagano lo toglie e mette dentro l'eroe della giardinellese Carmelo Virzì. Del primo cambio, preso sostituzione per il Bagheria Cittadella. Subito primo pallone toccato, giocato per Morana, palla nello spazio e si butta Fiorentino, c'è anche Virzì, la prende lui, Virzì mette il pallone in mezzo al secondo palo, interessante per Caracappa, capisce tutto Schifano. Costa di testa non buca, poi Badami in anticipo e allora Florio. Bagheria sta dominando il campo in questa fase di gara, ha fatto benissimo in campo nel secondo tempo, meglio del primo, anche perché Pagano ha saputo mitigare queste situazioni in cui la Camarat avrebbe spinto nel secondo tempo per provare a riaprire la partita, a creare qualcosa che non è riuscito a creare nel secondo tempo, nel primo tempo, pardon. Infatti ha fatto subito cambi importanti, poi non c'entra però pure mettendo un altro. Qui si butta Fiorentino nello spazio, lo rimonta Sané, gran recupero di Sané che è andato a prendere il motorino per recuperare Fiorentino. Capitano, una palla scoma di Schifano, Capitano la tiene in campo e torna dietro dal numero 1.
Mustafa Sané. Piranio. Cancemi di prima, palla imprecisa per Rinaldo, poi Gastone con un'altra gran copertura che non basta. E allora Meta può spaccare il campo. Allarga su Paolo Capitano che può andare al cross a sostegno Ceppane Pinto, imbucata e poi Flori allontana. Non c'è Capitano, allora Caracappa, molto campo per andare. Va a sfidare Miceli, aspetta e trova Morana. Altra volta c'è solissimo Fiorentino, alza la testa Morana, serve Fiorentino con una palla un pelo lunga, si dispera Morana. Sta palla un po' sufficiente. Piranha butta il pallone fuori perché c'è Flori a terra. Ha un problema, salvo Florio che si è accasciato. Non so se ha preso una botta perché era lì dalla placa da Caracappa che perde il via alla ripartenza. Non so se c'è stato un contrasto forse dopo il suo passaggio. Comunque rimane a terra, vediamo di cosa si tratta. Che hanno fatto? È bianco e rosso. Tutto ok per Salvo Florio. Con quale squadra? È pronto però il secondo cambio. Chi arriva? E arriva l'ingresso di Bonanno che ritrova il campo dopo la squalifica che l'aveva tenuto fuori nella partita contro la Parmonval. E prende il posto proprio di Florio. Qui secondo me per precauzione lo toglie Mister Pagano, che per un discorso tecnico-tattico, perché da solito ottima partita Florio, è mancato solo il gol che si era quasi inventato per il possibile 4-0. Ed entra Bonanno che adesso torna a far coppia con Badani. Fallo qui su Marci, che è giallo per Virzì. Eccolo Florio che ci è scontato dal campo. Problema al ginocchio. Punizione Camerat. Qui è un destro direttamente in porta. È un cruciale di Piranio che non ha scelto un uomo in mezzo, addirittura calciare da oltre 30 metri praticamente. Costa. Lancio per Morana anticipato da Sané. Poi Fiorentino manda Virzì che ci crede, in vantaggio Cancemi che non buca l'intervento. Pagano aveva parlato di grinta, forza e determinazione al primo inizio della partita, nel discorso, nel cerchio del Bagheria. Sta mettendo in pratica tutte queste condizioni e il risultato parla chiaro. Morana lotta, vuole portare a casa un calcio d'angolo e ci riesce con grande saggezza Morana.
altro calcio d'angolo. Vedi, ormai ha la certezza di avere una grande alternativa a Stassi, anche se nel periodo in cui Morana non era infortunato stava bene. Per l'infortunio era già non un'alternativa, ma sono molte volte affiancato a Stassi anche come seconda punta. Qui però addirittura a calciare Bonanno, ma palla che termina facile tra le braccia di Schifano. Gastone, Morana, Miceli l'ho anticipato, poi Piranio, Fiorentino con l'ennesima palla recuperata, poi blocco di Morana, ci cade Caracappa che ci arriva sul pallone, sul buco di Miceli, d'altra parte arriva Virzi, resiste Caracappa, cross in mezzo per Virzi, Schifano con un gran tuffo leva questo problema dalla traiettoria di Virzi, non è finita, Badami ci prova, addirittura doppietta, il 4 fa 4-0 per il Bagheria che ritarda di pochissimo, non è arrivato con Florio, arriva con l'altro collega di centrocampo, Badami, doppietta per lui e 4-0 per il Bagheria che adesso dilaga. Aggiustato e calciato perfettamente, rasoiata all'angolino, Schifano non può nulla, il Bagheria vola sul 4-0. Non solo si è data la soddisfazione del gol, Badami che non è proprio un goleador, però oggi si è preso il doppio vizio e doppietta per lui. 4-0 il Bagheria ora sì ha chiuso definitivamente la partita. È vero che manca ancora 20 tocchi, Gastone molto ingenuo, infatti si becca il giallo, non piacerà a Pagano questo cartellino, infatti la gestualità dice quello. No, domenica manca a Porta Libero. Io te l'ho detto, come lui diceva che aveva segnato, io gli ho detto Perché quanto siamo? 3-0? Virzino riesce a far passare questo pallone e poi Bamba, grande imbucata per Marcichi in area di rigore, la mette in mezzo, non ha calciato il numero 2 che aveva tutto lo spazio e la possibilità di farlo, ha scelto di darla, poi fallo da parte di Fiorentino, punizione per la Camerat. È stata una grande occasione per accorciare le distanze. 20 precisi alla fine. Camerat che è stato complice, è stato molto molle, morbido in alcune situazioni che sono costate care. Parte Piranio, stavolta ci prova da calcio da fermo. No, ha calciato male. Però Viceli ci arriva. Pronto il terzo cambio per il Bagheria. Se non vedo mai Dalfino o Anelli. Virzi con la spalla serve Morana, la rivuole Virzi, Morana si mette in proprio, calcia in porta, voilà, Morana 5-0, doppietta anche per lui, si è acceso, ha evitato di ridarla a Virzi che rivoleva questo pallone e poi bomba sotto la traversa, Schifano non può nulla, sono 5 le firme del Bagheria, doppietta per Morana che si prende la scena. Adesso può arrivare il cambio. Esce Caracappa, che esce chiaramente dal sotto del campo. Ha fatto una gran partita. Samuele Caracappa coronata al gol. Ed entra
Gabriele Dalfino che va a giocare a destra, mi prende il posto esatto di Morana. Camaratt è troppo offensiva, ha perso troppi palloni, soprattutto nei metri della sua di rigore. Che è Samu? E vai, non c'è fuori. Fiorentino, palla per Virzì, addirittura Canciamira quasi prolungata, Virzì ci crede, bello fresco Virzì, poi Canciamira recuperato, anche Canciamiro. Sané, Miceli, Fiorentino, lotta in mezzo a due, Panepinto stavolta resiste, poi con l'esterno palla a cercare capitano, Pulisciotto Badami, Miceli, questa per il Bagheria, 74 5-0 per Mister Pagano. Procida, vuole il lancio lungo, è partito molto bene Gastone sulla sinistra, si ferma Gastone che poi si accentra, va al cross a cercare Fiorentino, chiude Sané, poi Bonanno prova il controllo a seguire, poi Bamba, Scina senza rischiare dietro da Miceli, Marco ha parato la palla. Procida, lancio di Proci a cercare Gastone, lotta con Cancemi, commette fallo numero 3. Che facevamo 5. No, già abbiamo fatto. Noi siamo 5 a 0. Altro cambio, pronto Aneli, penso di lasciare il posto Badami, salvo che Pagano tolga Fiorentino, penso, perché Virzì e Dalfino sono entrati, quindi potrei che forse i trequartisti deve mettersi 4-3, però di norma dovrebbe cambiare con Badami. Morana, la palla passa in qualche modo per Virzì che viaggia, mette il pallone in mezzo, arriva Fiorentino, pescato in fuorigioco. Chi ha fuori gioco? Comunque ha parato Schifano. Cambio, vediamo chi esce. Esce Fiorentino, sì. L'avevamo pronosticato, non esce Badami, non lo toglie mai Badami Pagano. E infatti Aneli, a meno che non va a fare il trequartista, diventa un centrocampo a 3, quello del Bagheri in questo finale. Mette di destra. Entra Maurizio di classe 2004, uno dei giovani più promettenti di questo Bagheri. Si alza Bonanno, vedo Bonanno un po' più alto. Aneli che gioca in mezzo con Badami. Quindi non rinuncia al 4-3-1.
Eccolo Anelli, primo pallone toccato. Costa. Dietro da Miceli, che va lungo. Cercare Morana. Sané. Pane Pinto. Buon il tocco qui di Capitano, poi bello spunto qui di Meta, gran giocata di Meta con la ruletta, poi calcia. Procida. Si mette a fare da pilastro. E poi si dà portiere qui. 12 alla fine, c'è più recupero eventuale anche se sono il 5-0, quindi vedremo se ci sarà o meno. Piranio Morbidi in mezzo per il colpo di testa di Marcica che non trova la porta, di pochissimo, anche sfortunata la Camerat. Era salito bene in chain numero 2. Io ho visto calciare Procida. Allora io ero qua impallato, è stato Procida, a quel gol è stato Guarci. Io ho visto no, ha fatto 2 per Morano. L'ha segnato Morano. Secondo me l'ha fatto Procida, secondo Procida. Fallo su Virzi stavolta, munizione. Il terzo l'ha fatto il terzo che si chiama. All'inizio di novembre. Uno ce ne abbiamo e uno giallo. Giallo quanti ne hai? Uno. E uno bianco. Beh, anche avete 3. Cosa? Ah, là pure. Scusa. Lo giallo dove? Chi l'ha fatto? Il secondo chi l'ha fatto? Stefano Il o Badano? giallo. Unità ancora per Barbara, è entrato anche lui Badano e Giovanni. Là, in questo finale. Dice il giallo. Al posto di Gastone è stanchissimo. Quindi quarto cambio di Bagheria dopo, anzi quinto. Dalfino, Bonanno, Virzi, Aneli e Barbara. Bonanno ci crede, può arrivarci, Cancemi copre bene. Alla fine Guadagni è rimesso. 9 da giocare ancora. Miceli per Cina, altra gran partita di Cina. Morana, interessante per Dalfino che era partito bene, ha coperto Miceli. Poi Aneli dentro per Morana, è partito in posizione regolare, Morana anticipa Schifano ma c'è Sané che allontana. Era passato Morana che vuole la tripletta, ha coperto Sané. Pallone. Uscito male Schifano. Batterà nel corner. Aneli in mezzo, allontana Capitano. Poi Costa vuole calciare, destro murato. Poi gran palla per Procida, interessante. Che si rivela troppo lunga però. Rinvia Schifano. Palla altissima. Bamba per contenerlo, Barbara che tocca soltanto, la palla diventa buona per Marcica che accelera ancora, Marcica grande spunto, lo tiene benissimo Badami
Arciva poi prova a terla in campo, ma la palla è uscita in out. Gran lavoro di Badami, che si prende un bravo quanto una casa da parte di Pagano. Ecco perché lo toglie mai, se vogliamo dirlo in termini pratici. Morana, sventagliata per Dalfino che è veloce, la palla rimane sotto, poi buona dall'altra parte, intervento di Sané che rischia l'autogol e calcio d'angolo, quasi autogol di Sané. Quando cerca un compagno dall'altra parte. Battere Bonanno in mezzo verso Dalfino, c'era anche Costa che era salito. Cina alza il pallone, Bonanno in fuorigioco, infatti se ne disinteressa, comunque la palla è terminata in out. Palla! Bimbo! Bimbo! Ormai il 15 capitano all'indietro schifo. Che stai dando? No, dai, fammi là. Sané comunque non molla il Camerat che nonostante tutto gioca. Spera che gioca a calcio, non butta il pallone. Dalfino controlla, uno sguardo in mezzo, cross sul secondo palo, Morana cerca addirittura di coordinarsi, viene fermato, poi ancora Badami, la colpisce male. Bello così al fine, infatti lo applaude Morana. Procida, quasi si ostacola con Anelli, poi Badami. Bonanno. C'è Dalfino, Bonanno lo serve, Dalfino può andare a puntare, seguendo capitano, Dalfino è però fresco, un bello spunto. Capitano lo a terra ma non c'è fallo sull'arbitro. Ancora Bonanno, è stato troppo capitano, Bonanno stop and go, poi viene fermato da Panepinto. Bonanno, Dalfino, Panepinto, senza fallo. Una aggancia a metà adesso la Camerat, sì, che ha preso un po' di uscita. Adesso che battibecco fra Morana e Panepinto forse. Anelli Sai quanto ce ne piacciono? dietro da Procida. Lancio per Morana che è in posizione regolare, no, fuori gioco. No, spizzò per Dalfino. Credo a giocare. Ormai il Bagheria porta a casa questi 3 punti che lo spediscono a 34, aspettando i risultati di San Vito e dello Gemini. La Gemini potrebbe solo mantenere la parità di punti, cioè neanche il San Vito. Morana, gran palla nello spazio per Dalfino che per Dattio calcia lo stesso, forse per rimetterla in mezzo, è un calcio d'angolo deviato da Micheli. No, mia.
Quindi va dalla bandierina. Morana vuole corto. Morana Meli. La vuole tenere, Morana si gira ancora di forza contro 2, contro 3, adesso Morana vuole il fallo e poi è ripartito il Camara. Passa bene Meta e poi recupero prorompenti di Dalfino. Poi si allunga Cinà che prova ad andare anche sul capitano che lo spinge contro la grata. Qui capitano deve anche rilassare i nervi, cartellino giallo. Spallata troppo esagerata su Cinà. Ancora qualche nervosismo fra Morana che viene ammonito adesso. Molto nervoso Morana, forse per i calci che ha ricevuto. È partita inutile comunque queste scaramucce per il risultato, però veramente è più giustificabile il nervosismo per la Camarat che per il Bagheria. A battere Cinà che cerca Bonanno e parte in posizione regolare. Bonanno mette in mezzo, ma calcia male. Invio Schifano. Siamo al 90esimo, vediamo se uno solo di recupero, se non sbaglio. Chiaramente non sarà un recupero sostanzioso, solamente a colmare le poche perdite di tempo in realtà in secondo tempo. Dalfino per Bonanno 3 linee, poi Dalfino bello scambio rapido sul lungo per Bonanno che va al cross in mezzo, Sané non buca neanche in controtempo, poi Anelli con un sombrero sul 14, Birzi aspetta la sposta, calcia addirittura ignorando Morano in mezzo, palla larga. Pane Pinto prova a girarsi su Cinà, resiste ancora, poi Bonanno, Cinà non molla e poi messaggio che commette fallo. Chiede scusa a Pane Pinto che non ha mollato mai nonostante la tenera età, ha retto il confronto fisico con tutti, è stata una partita di cuore da capitano. Ibrahim Bamba lo contiene Costa con un fallo. Sposta il pallone capitano che va al cross, allontana Cinà addosso al 15, ma poi agisce con i calci d'angolo.
Calcio d'angolo Camarat in questo fine di partita. Qui la stessa c'è stata solo all'inizio. Pallone in mezzo, Miceli blocca questo pallone e poi triplice fischio, vince Fafest il Bagheria, lo fa per 5-0 contro una Camarat impreparata ma che ha lottato comunque, ma il Bagheria oggi è stato superiore perché ha preparato una gran partita sapendo di affrontare una squadra in forma, non solo vince ma anche stravince. Il ragazzo del fine grazie a due gioie, quella di Morana con la doppietta dopo l'infortunio, tornato in campo alla prima titolare, trova una grande doppietta, poi doppietta anche per Badami e la firma di Caracappa nel mezzo che porta il Bagheria a 34 punti in attesa degli altri risultati. Un grazie Fico Aldrete, alla prossima.